Un'orma stilizzata è il segnale di pericolo. Con questa immagine il comune di Lamon ha scelto di comunicare ai propri cittadini l'avvistamento di un orso nella zona di Laei, nell'area del Monte Coppolo. La notizia è stata confermata dai carabinieri forestali, cui un escursionista si è rivolto dopo aver intercettato il plantigrado. Non un incontro vis-à-vis, spiegano i carabinieri forestali, tanto che il segnalante non è stato in grado di riferire dettagli, ad esempio, circa l'età dell'orso. Ma per gli accertamenti che abbiamo svolto riteniamo che l'avvistamento sia attendibile, dicono i militari. È verosimile che l'orso possa avere sconfinato dal vicino Trentino. Le circostanze ci inducono a pensare che sia verosimile, afferma il tenente colonnello Riccardo Corbini, comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Belluno. L'area in cui c'è stato l'avvistamento viene ritenuta idonea alla presenza, sia pur temporanea, del plantigrado. Le verifiche in corso sono svolte anche in collaborazione con il personale dei parchi e dei servizi trentini per individuare ed eventualmente identificare l'orso. Dell'attività è stata informata la Polizia Provinciale. Il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan, raccomanda la dovuta cautela pur con la consapevolezza che l'orso potrebbe avere già fatto rientro nel suo territorio.